Dal comune di Grau, il Parc de Fos dall'Usinc è fatto di bancs di savalon, di canai e di un vastissimo canelar, il Caneo. Il ristorante Caneo, che al fas anche di centri visitis dal Parc de Fos dall'Usinc, è il ponte di là che il visitatore arriva al partis. La oasi è visitabile a pied, camminando su in magans percorsi in sospensione sul palustri. Di lungo dal percorso, piccoli stores e paradanis di legna permettono di celare i uccelli senza disturbaio. In questo particolare ambiente lagunar si possono osservare più di 300 specie di uccelli migratori, dove che une ottantine di che si fermano a fare il nido. Per ore d'estors, il volo dal visitatore può anche spaziare tra le vaste planure. Gli salturi non lontani dal Chiars e l'ambiente palustri che è lì tutto intorno. Da proof dal centro visitis è un caratteristico paesut di pesciatori, si chiama Sdobba. Fat su dagli anni 30, in tante de bonifiche dal territorio palustri di Fossalon, i tanti pesciatori di quel puesto che prima vivevano tra i casons, capanis fatis di len e canele, accettare sistemazione in questo nuovo paesut. Interplacciute dal paesut è Stella Maris, la statua de Madonute dal Mar. Lì de Madone, il biel portut fluvial, ripar par barcis, al rint anche mo più interessante il gruppo di cesutis fatti su tutti i compagnis. Altri casi, però, camminando, un sorprese si fa incettare in bande, isoladis tra il verde de Fos dal flum. Plui bande in mar, de tor plui grandute, oltre che rimirà il Cors e la Fos dal flum Lusinc, appena di là dal flum si vede la isole de Cone. Il cur de isole de Cone è l'ambiente pubblico che al fas di centri visitis. È stato fatto su, più a tramontante spaziose rive dall'Usinc, pras, dulà che vive in libers i ciavai Camargue. Duc questi posti in magans, considerati fur dal tempo, plens di rumors sonors che san di mar, a son di visità sempre, ma di istat, magari così no, i muschins non soblein a visitare che i biei questi sempre di corse. Mandi?